Dopo lo storico stabilimento Pagnossini a Quinto, un altro non luogo tornerà a vivere. È la fornace Bertoli di Luvignano che l'imprenditore anima della Belstaff, nata nell'azienda fattoria di Mogliano, ha deciso di trasformare in città del vino. E l'idea qui è proprio quella di fare la Venice Wine Town, la città del vino di Venezia. Io ho già avuto esperienze in tal senso, in Toscana, a Bolgheri, e sono riuscito a mettere insieme tutte le città del vino italiane, quella di Radda in Chianti, della Casa del Chianti Classico, il Vimu di Barolo, per creare questo network del turismo enogastronomico italiano. Forse sarà il più grande network europeo di turismo enogastronomico e Venice Wine Town ne farà parte. Un investimento importante, 12 milioni di euro, per dare ad uno dei prodotti della nostra terra un'adeguata scena di esposizione per la clientela internazionale. E visto che il bello passa per i grandi artisti, Malenotti ha chiamato chi vede già oltre la decadenza di questi spazi. Ho fatto venire delle idee di come si può vestire, ecco, lo dico così. Io adoro questo tipo di costruzioni, di cose antiche ma non troppo, però industriali. Un progetto in linea con la scelta del Veneto di non cementificare più. È un periodo in cui si approvano le varianti verdi, quindi non si vuole consumare ulteriore suolo, è importante la riqualificazione urbanistica delle ex aree industriali.